Presidente Mario Pozza, 3 giorni a Castelbrando dedicati all'Italia e al Sud America, qual è il bilancio? Sono stati 3 giorni molto positivi perché abbiamo avuto tanti B2B, oltre 50 B2B, e poi le visite aziendali che abbiamo fatto in questi giorni sono state molto proficue, molto approfondite tra l'altro, e quindi ho un riscontro positivo. Alla fine si è concluso con gli strumenti che il governo italiano mette a disposizione per le imprese che intendono investire, con ICE, SACE, Simest e la rete delle camere di commercio italiane all'estero, Assocamere. Quindi la potenzialità di nuovi mercati c'è, basta ai nostri imprenditori che la sappiano cogliere. Abbiamo fatto questo focus sull'America Latina, oltre 800 milioni di abitanti che poi hanno un legame forte con l'Italia, perché in questi paesi ci sono tantissimi italiani e quindi è un ulteriore elemento che traina il Made in Italy. In queste 3 giornate sono stati numerosi anche i B2B e gli incontri nelle aziende. Cosa piace agli imprenditori e ai rappresentanti del Sud America arrivati a Cison di Valmarino? Gli imprenditori che hanno visitato le nostre aziende hanno colto l'eccellenza, la tecnologia che c'è all'interno delle nostre aziende, la capacità di produrre prodotti di tanta qualità, perché è passato il messaggio piccole imprese ma grande qualità, e questo per chi ci riconosce la capacità di essere così bravi nel produrre i nostri prodotti, personalizzarli, è motivo ancora di orgoglio, ma soprattutto di stimolo per mantenere questa qualità. Noi dobbiamo differenziarci dagli altri perché il nostro prodotto costa qualcosa in più rispetto a altri concorrenziali, ma perché c'è qualcosa in più. E qualcosa in più vuol dire professionalità, competenze, personalizzare il prodotto. Di sicuro l'operato e la promozione della Camera di Commercio di Treviso e Belluno non si fermano qui. Quali sono i prossimi appuntamenti? È un periodo molto intenso perché abbiamo fatto nel giro di un mese 2 missioni, una a New York, una a Singapore, adesso il foro PIMES, ci sarà a breve, in tarda primavera, un foro dedicato al sud-est asiatico, paesi importantissimi. Pensate che solo in due paesi hanno 3 miliardi di abitanti, India e Cina, ma Singapore è una piattaforma per rivolgersi non solo a questi paesi ma anche ovviamente al continente australe, perciò anche lì tantissimi italiani. La visita che abbiamo fatto a Singapore ci ha proprio messo nelle condizioni di accelerare quanto prima, di portare qui investitori, di far conoscere ancora meglio il nostro territorio e la potenzialità delle nostre imprese. PIMES in questo momento è sicuramente il cuore dell'azione strategica sull'export, perché non riguarda solo le grandi aziende ma anche le piccole e medie imprese che più facilmente riescono a dialogare con le nostre aziende, anche se le dimensioni non sono perfettamente uguali. L'importante è creare un partenariato stabile e duraturo, perché il rapporto di fiducia si costruisce di giorno in giorno.